Buongiorno bellissimi! È il giorno 132, che coincidenza pazzesca, è lo stesso esatto numero di giorni del mio viaggio in giro per l'Italia dell'anno scorso e mi trovo a Santiago de Compostela. Abbiamo percorso più di 3000 km e oggi inizia la sfida finale. Ho deciso di provare a raggiungere Finisterre senza mai fermarmi, quindi consecutivamente, con delle pausette ovviamente, ma senza fermarmi a passare la notte da qualche parte, e sono molto emozionato. Ore 9:30, ho fatto i primi 2 chilometri e sono già stanco. Stanotte ho dormito veramente male. C'era un signore nel letto accanto al mio che russava fortissimo. Tra l'altro ieri sera a cena devo aver mangiato qualcosa di strano, o forse avevo un po' di ansietta per la sfida e quindi non ho digerito bene e sono stato sveglio tutta la notte con delle pause in cui mi sono addormentato, però stamattina ero proprio rintontito. Tra l'altro alla fine ho anche vomitato. Hey! Sfida nella sfida della sfida. Ok, ore 11:55 ripartiamo. Ho fatto la pausa colazione, merenda, ho preso un po' di zuccheri, adesso sono pieno di energia. Ho anche messo un po' di cremina antinfiammatoria sul piede perché sento che lo sto sforzando e non voglio che faccia male troppo presto. Se farà male gli ultimi chilometri posso continuare con più calma e arrivare alla fine. Se dovesse iniziare a far male già adesso sarebbe un problema. Ore 2:15 ho raggiunto la cittadina di Negreira e abbiamo percorso i primi 20 km. Siamo a 2 noni. Adesso compro qualcosa per pranzare. Ho preso cose abbastanza leggere, penso, da digerire e con tante calorie però, quindi spero di riuscire a non sovrappesantire lo stomaco ma di avere abbastanza energia per continuare. Ore 3 riparto, ho fatto una pausa bella lunga e sono un po' preoccupato perché la pancia non sta per niente bene, mi sta dando parecchio fastidio. Ore 3:40, mi sono fermato su quell'altare, panchina di pietra a fare un pisolo rapido e ho un sacco di mal di pancia. Mi sa che questa sarà la sfida più grande. Sono le 6:15 e siamo a 30 km percorsi. Siamo a un terzo della sfida. Guardate che bello. Ah, niente, è andato. Era un pettirossino. E ho preso una tachipirina perché la pancia mi stava veramente facendo vedere le stelle e devo dire che da quando l'ho presa, da quando ha iniziato a fare effetto, cammino molto meglio. Se continua così penso di poter fare ancora tanti chilometri. Comunque sono molto curioso di vedere il grafico finale del cammino, perché una cosa che non avevo valutato, un'altra, erano i dislivelli.
pensavo che fosse tutto più o meno pianeggiante, invece sto andando su e giù continuamente, quindi sono molto curioso di vedere quante salite abbiamo fatto alla fine. What? Non so se è per me, ma è perfetto. Sono passate da poco le 8 e ho superato i 40 km percorsi, e se arrivo a 45 prima delle 9 vuol dire che siamo state esattamente 12 ore a fare metà cammino, il che vuol dire che se mantengo questa velocità arrivo a Finisterre per le 9 di domani mattina. Bellissimo! E per adesso mi sento molto energico ancora, però dovrò fare una pausa cena perché non ho ancora mangiato niente e inizio a sentire un po' di famina. Ore quasi 9 meno 5, ho fatto una pausettina, ho mangiato un po' e ho messo su un po' di vestiti perché fa già freddino, e la torcia frontale. Spero che duri tutta la notte. Ore 23:10, ho superato i 50 km percorsi e sento che mi sta per venire una vescica sul retro del tallone. Secondo me queste scarpe sono così consumate che non c'è più la copertura e quindi penso che metterò un cerottino. Ecco, infatti si vede che è un po' arrossato e che la pelle è tirata. Mi dà un po' fastidio al tatto. Non è ancora niente di grave, chiaramente se succede qualcosa esce una bolla, però se possiamo evitarlo e camminare tranquilli meglio, no? Yes, voilà! Oh mio Dio! Gli ultimi 5 km sono stati lunghissimi. Ero in mezzo ai monti, in mezzo al nulla, e non c'erano cartelli, e quando c'erano erano passati 200 metri. Però abbiamo raggiunto 60 km percorsi, siamo a 2/3 della strada e adesso mangiamo qualcosina che sono affamato. Fa freddissimo quando mi fermo, però adesso ho messo la copertina di pile sotto all'impermeabile che tiene un po' il vento e quindi ci riscaldiamo un po' anche stando fermi. E ora mangiamo qualcosina, poi faccio un altro riposino da 10-15 minuti e poi via, gli ultimi 30. Ok, sono le ore 3 meno un quarto, sono ripartito, ho fatto una piccola pausa cibo e piccolo riposino, e ora un altro problema che sta saltando fuori, di cui non avevo pensato, è il freddo. Se mi fermo muoio. Mi sa che devo continuare a proseguire, a meno che non trovo un posto bello riparato. Non posso fermarmi fino all'alba. Adesso ho male ai piedi, alle anche in particolare, e alla schiena. Credo che la schiena sia la cosa che mi stia facendo più male. Sono le ore 5 e un quarto, mancano 20 km e adesso ho sonno. Adesso ho proprio sonno, mi si chiudono gli occhi camminando, mi si incrociano e mi sa che appena trovo un posticino un po' riparato faccio un altro riposino, un quarto d'ora, 20 minuti. Sono le 6:30, ho fatto una piccola pausa
sul bordo del bosco perché mi stavo veramente addormentando e ho fatto un riposino di un quarto d'ora che ha funzionato benissimo. Adesso mi sento molto più riposato, molto più fresco, non mi si incrociano più gli occhi e direi che è una cosa fondamentale. E siamo arrivati a Che è sull'oceano. Mi sa che ce la possiamo fare. Oh, un caffè? Ore 7:20 ho bevuto un caffè, vediamo se fa effetto, ma credo di sì perché di solito non fanno effetto quando se ne beve troppi. Io da ieri ne ho bevuto uno solo ieri mattina, quindi dai, vediamo, magari adesso sto sveglio fino all'arrivo e credo di essermi anche appisolato un attimo sul tavolino. Sprazzi di felicità così. Sento che ce la faccio. Sono le 8:30 e mancano solo gli ultimi 10 km. Ce la facciamo. Chilometri e mezzo e siamo arrivati. Pazzesco. Sono le 11 e questi 2 chilometri sono i più lunghi della mia vita. Mamma mia, non vedo l'ora di arrivare, appoggiare lo zaino e addormentarmi per terra. Sono stanchissimo, in particolare adesso le ginocchia non reggono più, mi sento proprio al limite. Magari per scendere chiedo un passaggio. Oh mio Dio, 350 metri. È come se il mio corpo sapesse che stiamo per arrivare e sta mollando. Le gambe sono stanchissime, sono distrutte. Non so se riuscirò a camminare fino a Finisterre dopo o se veramente dovrò chiedere un passaggio. Mamma mia, così di colpo. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta.
ce l'ho fatta.